quanto fai ieri. Basta. Ho fatto stampare a Orlando e a Milano con Poggio di Giorgia. E adesso c'era! Giordabelli! Oh, guarda tutto qui! Guarda! Giordabelli! Hai una specie! E allora hai fatto più stare la voi! Ma è sempre su! Senti, scusate te! Me dica, tocca a loro! Buongiorno! Puntuale, l'hai sbagliato quello da mattina! Queste cose, scuserai, servono presente questa, maggiormente con l'amici. Giordabelli! Ma ragazzi, che ora non ci parliamo! Che da sto contiglio dopo non stamattina? No. Già, sarà spicco, non stava denaro! Ma, E sì, grazie allo spirito. Io sai, io non ci vedo. Amazon. tosto, ma però ci può essere qualcuno che si può sentire e anche qualcuno che ci va bene si diventa comodo. Sì, non è salita. Io ho fatto come te. Davanti e avevo io da cazzare. Va bene, ho capito. Ma la mamma è giusto tornare e poi gustiamo che qualcuno al giorno d'oggi. Don Calori, non la conosci bene, la conosci bene. Ma chi? Un giusto, io l'ho in sacchetta. Oh! E che si faccio stamattina? Ma dite, non sa tutti. Ci stanno, cara Rosa. Ma non mi fai girare per Don Calori. E poi, stai occupando. Io ci vado. E qualcuno davanti. Non devo scambiare mai davanti. Allora, vedete, mi danno un riunione. Va bene, ma lo sapete come ci può essere... Senti! Non essere bene! Avete sapete? Quando c'è un cagnolo, ce ne vuole un altro. Sì, e poi abbiamo già. E poi, come si dice, uno è più antico, ne sbaglia mai. Un pecore nasce, un lupo piglia, e sa. Eh sì, donna Natti ha veramente ragione. Io per essere stato troppo buono da ma vita, non è mai futuro. Ma se che mattina mi è tutto sporco, quando finisce se va appunto, vai. Giusto! Così se la gira, stato moderno! Perché da me, Don Cavaliere, io a lui voglio bene, come un padre, come un zio, e che ne sa? Va via, donna Natti, che vuoi essere una famiglia. Frati, suoro, figli, nipoti. Giusto, proprio! Vuoi giocare un consiglio amico? Non mi posso dimenticare mai! Meglio campare in giorno delle ore, ma cercare di vedere. Non mi posso dimenticare! Vi saluto mia compare, ma quindi di giorno. Giosapelli! Giosavini! Che noi un capo in città! Guardate che l'era che io stamattina a tornare. Non sono stati, è un primo di tutti, è un altro. Ma perché tu mi hai stamattina, no? Ho dato, ma come è la tua? La fascista ti ha tirata, dove fa un studiuzzo? Miluni, lupi, femmini, io scendo così. Simulina, è stata confidenza stamattina, vai, affitta la vendica, va. Andate, vedo che di quello che fai, confidenza e confidenza, prima di pensare in giuria. E che a fare, non sapevo, per fare che lui. Basta. Da oggi si segna l'inizio di una nuova era. Vai, andiamo qua.
Andiamo stamattina, che non abbiamo fatto niente, e se sto passo avanti, andiamo solo se ne mostrano da re. Ma il tuo figlio si è costigliato. Una poco di paglia e ci fai una bella coppa. Sì, io nasce Appunto, io ho visto, dice, io sono un chef. Tu sei a cavallo. E tuo figlio è un bulo. E che bulo fate? Ma finisci, ma dai per Ho visto un dacci un buscottetto ragazzo fuori. Siamo questo qui. Purito! Pure tu! Ti ha piuto paparetto! Piazzati! Cantatoglio capietto! E tanto pare pigliato sonno! Vedi che giorno! E tanto pare pigliato sonno! Ragazzo! Piazza! Pulito! E più come apparire! Piazzati! Vedi che giorno! E tanto fare pigliare sonno! Vedi che giorno! E Turito non si alza! Turito! Che sei addobbato! A voi, la varantisa! Turito! Benvenuto parecchio! Grazie! Prima cascura e il resto bucato! Grazie! Parecchio! Buongiorno! E n'altra fare pigliare tuo sonno, vedi che giorno! E n'altra fare pigliare tuo sonno, vedi che giorno! Baccano! Ha deciso una cosa! Secondo voi fa male giusto? Per questo contiglio non si può dopo! E perché? Che c'è venuto Giovanni a stamattina? E Giovanni ha fatto città bene lui! A prima non scuccio tutto che parlava in cosa! Ah, che c'è? Dammi qui! Guarda che bella stamattina, guarda! Ora sia tu hai visto, e sta minchia con mia costigliaio stamattina! Sentite, con calore! Vuoi dire che lei viene a venire questo scapino d'ogni mattina? Torito, oh papà, scusate che tu non su calore! E quando la vita tempo, a posto fitta, a posto spigliare a tutti, e pigliare lo sto rubando tu letta, Non ti posso dormire chiuso! Non non è giusto! A me pare giusto che poi faccio mattina poi partire a cantare! Stanza! E che mi pigliato per Claudio Avilla! Io a me figlio chiamato! Signora mia, non c'è più un mondo!
vuol dire un povero disgraziato con un cristiano che travaglia da sua casa, o alla volta pure un balzo, se tira chissà. E che volete? Che chiamare al vostro figlio? Vediamo un fratello santo. Corretti, piazzati, con calore, ma che stiamo giocando a scuola. Ah, scherzate. Insomma, che succede? Non c'è, io sono in casa mia e faccio quello che mi pare in piano. Qui è casa, e se ti stufa, va a reclamare alle autorità. Sta bene a un calore, sta bene. State ragionando, uomo, un piccerino state ragionando. Voi, a vostra casa, potete fare tutto quello che volete. Basta però che non facete puntellino da sto così. Oh, ma pare a me a voi, o non capite, o facete finta di non capire. Avanti, signore mio, finiamola stamattina perché mi posso svegliare e poi lo sai che succede. E ci va bene. E mi dico che cosa ci viene. Vedete che io capisci che non sogno un suonate era bambino come a voi. Ma io non sai, ma che devi io stamattina? Ecco ma figlietta. Muoda, muoda, e appicca le vecchie, va. Paolo! E stiamo a pappagliare che cosa non so. Oh, felice. Capisci? Guarda, ti voglio una bella luce, però da qui. E si metti, va. Bravo, guarda, come si lancia. Sì, tu dici che cosa? Appunto, che dici io? Un chiaro che sei uno specialista. Sì, che non c'ha nulla da portare. Ma lì, tu è un professionista. E non sai la nostra cristiani. Sì, un bordello come posso fare. Brava, ma che sta buono? Ma quante mille a pasca che tu vuoi un bello questo. Altrimenti mi vesto di autorità e vi faccio passare un brutto guardone. E mo dicono questo. Ma finitela e non mi costringete. Voi non sapete chi sono io. Ma vede che la vuoi viene, no? Non voglio sapere niente. Colpa non colpa, finitela e va. Prima che me lo toglierà, cazzo ci tengo. Poi mi raccomando, la chiaro spiego. Ma, guardate che sì, ma un giusto. Ma guardate sotto. Un elastico. Abbiamo da riservare da tutti.
giovane non sa tuo figlio. Mentre la mano mi dire. E tagliamo che qui. Ah, ci manca un quarto. E giungici una cazzusa. E che si impiega lo Stato, o ferrovia. Credi che io sono un tuo padre. E quando lavori con me non c'è orario, capisci? E allora ti dico una cosa che tu posso pensare. Ah, vedi, dal momento che io lavoro con te, cessa il rapporto tra padre e figlio e subentra il rapporto tra datore di lavoro e prestatore d'opera. E la legge dice che il prestatore d'opera non deve fare più di 8 ore di lavoro al giorno. Sta bene, guardate a casa nuova stamattina, io ti sta lì. La legge dice, Giovanni, ma sta legge non dice quanto è mangiare. E ora che ci faccio mangiare? Sicuro che ci dà, vuol dire, a modo poi, e sta legge, tu volessi cavagliare, o a fuori, e a mangiare un bambino. Dai giù, dai, va. Per mano da vista, prima che mi tullini, e sta cangiare, per mano! Stai muto! Ma stavo pensando! Stavo pensando. E che stavo pensando? Sì, questa ora andare sta testa da camavo, stavo pensando, tu bestia da tua madre, tu cretino, che non capisci niente, io a tia, te levi scappi di te, chi sei stato alla scuola, sei stato bello istruito, e io costruisco un po' un'ignorantura analfabeta, desicciato. Sì, che mi mantisco che hai detto un sacco, tu e tua madre, ancora non la regola. Va bene, va. Sei calma. Senza malissimo. E che non va bene, ma se mangi tutti i pane che non ci vuole. Ma, hanno scusato tu parare, hanno carancicato. Giudizio, tu l'hai con tuo piccinino. Io signore la Lucia. Oh figlio, ciao, lo so male. Mangia lì, non è giusto. Andate a guardare che la scuola. Fagli via con questi via a mangiare! Oh figlio, voleva ci sta facendo tanti picelli e male. Ora fa! Senti, questo via! Andate come io sto male, guarda. Se riesci a passare un po' di bottiglia, la linea non l'hai vista. E la pizza dov'era un numero 2, non fai altro, ti stava in andavo. Vai giù. Ehi, come vai? Tanto... Lui! E su e ciao lì, ma tu stava pensando che tu cattura che sì. Lui, dove andiamo? E come disse Pepponiello nella valle cose spalle, più picca sì, e meglio una passione. E tanto per incominciare, un scancello dalla lì, cari, come la sigla. Sì, cancella tu solo che mi sta a stare a casa. Tu bestia catuma. Io non parlo ma l'angelo con mio, senti. Io ti odio la luce, è stata lì. Che tu non fai scantare neanche fra. Traballo! Voglio vedere che sei tu fuori, dopo 20 anni, ma stacca uscendo ora. Prima che mi diceva tutti i valori da molto. Niente, lasciate via. Ah, se non posso come devo dire. Lasciate via, poi alleggiù, ma stai imparando. Come disse donna Rà, meglio che fare un giorno da Iuri che 100 anni da me. Basta. Ah, vediamo se sto pareggio, io sono andato basta. Basta. Ah. Vediamo, stamattina non ho fatto niente. Immagini, non più. Quanti danno sai? A tu si sperano. Oh, sì. Ma di sto scanto,
Sempre sparadusa, eh? E perché scommetti del donna pure? È una vera signora. Va, che devi fare a fare, Cicco? Oh, sempre da cura. No, lui su, non si deve. Questo è dono di natura, è di nascita e di crescita. Buono, va, cangiamo lo scudo. Beh, sempre, donna pure. Dunque, giustato una seggia. Buona e una nota per tutti. Chi sta qua? Chi ne ha pulito? Io perché l'hai detto? Come vado a tirare il Ma se parlai è giustato mille lavoro. E poi hai un mezzo speciale vostro. Con calorie. Una bugiaste! Calorie. Bugiaste, da vicina! Pericolo, cucco, che posso marito? Non mi facci sorridere, va? Oh, senza cuore tutti i studi, che ancora hai accusato l'uomo mondiale. Non c'è cattivo il lavate, come tutti i studi, va? Parliamo seriamente. Giustato questa seggia che poi lo facevo tanto me un caccia che ti chitto da culo netto, un rischio di mandare a marzo ufficiale, un rito per giovani. Sì, un giovane ci manca, data bella ditta. Ma che ne fai con giovani? Silenzio e basta! Io sogno il datore di lavoro di questa vita. E assumisco chi mi pare e piace. Vieni a casa. Come ti chiami? Nuvolino, E a voi? sempre Nuvolino. Va bene. Ma mi risponde con nome e cognome, perciò Nuvolino come? Nuvolino, che è in maiuscola. Bravo, Nuvolino che è in maiuscola. E che sa fare? Faccio fare. Niente. Niente. E che la state per fare? Il cidro è la prima volta che fa un altro ufficiale. Leggo Sant'Igna. Sì, è giusto ufficiale, con tanto mestiere che ci sono in giro. Che ho giocato a passo un dopo. Ma che fare? Ma vedi se la sto non giù vuole picchiare, va? A te rossa. Va bene, Nuvolino, assunto. Al lavoro. Un momento. Che ci? E quanto ci dai? Quanto ci pugni? Andiamo a voi. E ci ho passato 20 anni, fammi la cara. Ma che c'entra? Era lo capito, no? Ma prima vediamo come va. Prima vediamo se fa. Che cosa dopo lasci cosa. Va bene, ma per raccomando, vedete tu che ci che mamma detto. Oh, ma è sportuni, eh? Non mi va trattato, non ci facete voci. Aspetta, mamma, se non fa te, tu fai il bravo, avanti, non vedete, ciao. Avevo dunque, Nuvolino, vieni a casa. Ora ti spiego che tu che fai. Avete che sta a casa. Usa chi? No! Bravo! L'idea è un picciotto la vigliare. Sapi chi tu che va a dire? No! Chi stai gatta verdad? Sarai lo che stai? No! Bravo! Pare che avesse detto sì. Bene, chi stai gatta verdad? E batte la mano, guarda. Con quale mano scrivi? Carita! Da qui. Picchia la cavolita, che ti dici questi carita, e figa sta spartita. Oh, fatti io, fai qualche cosa. Lo capisci? No! Bene, ma quando si spiega? E a tua mamma che ti insegna solo a dire no? Guarda, è così, dai, oh, fatti io. E tu non ti preoccupare, usare chi? Io quando andai a mettere mano a fare così già, via che peggieria, uomo non li sciupare. Ah, dopo sì, a via lo scuopo. Ma ti viene. Sì, guarda, così, sì. Ma se ci fai? E chi ci vuole? Un diploma d'ingegnere, non passare a dire che te lo dai. Guarda, così, sì. Guarda, dai. Cosa ci fai? Ogni
compromesso, va. E poi ci manata. Oh, figlio da niente mai giusto, casa, va. Guarda, da settimana, a togliere la palla tua mammina. Guardate che tu me ne basta, non ce la giù. Oggi giornata un paese, nasce uno sport da cammatino e non ci fu perso, ma mantiamo ricchi. Vai! Arriviamo poi in macchinario! E sta bicicletta caccato! Servire che tocca a voi, Franci! Chiuso per restauri!
è un attimo. Perciò, va bene meglio, stanno a buttare con forza dopo mangiare. E lo sapete perché? Perché la bella manzachina e con 4 litri di vino, a mia muovere lucetta a cordi. Carissimo compare, poi come siete accordati? Compare, io sogno sempre accordato. A posto di 4 ci divertimento lì. Ora andiamo. Da tutti. E il video che non li prendete. Io, tutti gli amici. Un mi. Sì, tu mi portaste un mi. Con Eula, va. Prima che giorni ancora se un capo sta benetta serenata. Date nulla. Compare, non là. Ma vale là e là! Io non mi muovo da qua! Oh, no vai, il festival che stiamo volendo scuotere! Oh, fanemola, ragazzi! Sta minchiando i 6 minuti, noi i 6! State dare a diretta, capito? Veramente, compare. Ma vai, così non è perché c'è già tutto. Ah, come ti sto fatto guido, ma poi... Prendiamola, che bello! E attacchiamo, Attaccato! Posso attaccare? Allora, si canta, la gente si stanca di cantare. E allora ci si va, Una, due, tre, la gente sono stati. Così siamo sicuri che partiamo avanti. Allora, sì, va bene. 1, 2, 10. La gente sono stati a cantare. Io non vinci un premio, come gli amici, o festival con non scasati. Non a cantare col tocche, che è buono su non si fa attaccare. Sono d'accordo. Anch'io stavo pensando la stessa cosa. Sono uno che vorrebbe dormire e non sentire le vostre lamentele. A noi ci hanno pagato per fare una serenata in questo... Ah sì, e chi ti ha dato l'incarico? Come ha detto, scusi? Incarico, chi il carico, sto bestia! Perché? Prima io muto i spadi e mi muto un gatto. No, che mi sembra mattina. E vi spazza tutte e tre. Ci siamo capiti, vero? A chi dovete cantare la serenata? Alla città cusina, non mi ricordo come si chiamava. Rosì. Sì, un signor coso. Ma chi te l'ha dato questo chiaro? Si può salvezza. Un signor coso, un clisci, che clisci è? Azzurro! Si chiamava Azzurro! Usicchia! Se signore! O sentiamo chi è attaccare, noi siamo buoni a chi? Vabbè, una cosa. Fate la carità. E sono la serenata!
volte che c'ho Don Calorio. Alla lì, magari non c'è lì che c'è facciamo. Devi accomunato un po' se bene. Ma niente, stanotte io non andommo. Come non andommo io, non è da dormire, manchica! Don Calori, ora ne facevo. Ma signore me, vuol dire che dove c'è qua? Non si può stare, ma così sono casi sui papà. Porca tu, ora la sto più, guarda. Porca tu, ormai la dissi che dire, tu. Basta, ora mi viene la porta a bene. Io vivo da pasta, vai, umano, guarda io. Basta, tutti bambini, basta. Andiamo a fare la cosa, basta, guarda me.
penso io. Che schifo di gente! Oh, te che è bella, guarda, non produce i punti. Dai che ci brucia oggi. Andiamo. Un pacco! Voi a sera sapete che facete? Ma avete meno! E a mattina facete un puntiamo da tutti! Oh, specie la non resterai ignorante da così. A partire di settimana toccalo! Ma mica ti chiameria, udando, potente, sei proprio
là. Capisci che neanche ci manca da. Tanto meglio però bene. Tanto non ci può dolore. Un vivere non ci va. Dopo ti matematicare. E passivo tutto il giardino. Ma vedi a me? E che c'è c'è? Ma non so. Allora come? Ne potessi parlare tutti. Avanti, va. Come stai? Ma che ne sto parlando? E spicci, che tu la mica di scivo. Posso andare, sei da me, Sì, calma, spicci, vai bene. Peso ci vuole. Guarda che dici. Guarda la chiave. E come c'è qui? E se mi dici no? E se mi ha mandato la missa? Speriamo una missa che ci faccia Giovanni. Battuta buona. Sì, fa, aspetta lì. Non ti scantare, neanche a chiesa. Ma che sì. Vecchino scimo. E allora leggi, che pensa sia? Faccio, come fai fare? Come si? Io ho cerchiato come tu vedi. Come si può fare sta vita? Sì, ma faccio da lavoro. Sì, lavoro senza speranza però. Dopo che tu ci sei tutto pace, come si può fare questo matrimonio? Ma allora che pensavo? Che io partia sul dato e tu la stava a Spencer. No, gioia mia, che dici? Pensate, io pensate. Per vedete, sentami, apriamo lì. Ma tu, che stai dicendo? Faccio potere. Ma allora non capisci? Le nostre famiglie non scenderanno mai ad un comune accordo. L'hai detto tu stesso. Poi, dopo quello che è successo, senti, l'unico mezzo è di metterli di fronte al fatto così. Sentami, apriamo lì. Ma così, tu quattro belle, senza posare al muso. Ecco, ora pensare, ora ci dice. Senti, te lo dico seriamente. Tra 2 ore passo per la rastrezza. O scendi e vieni con me, o non ti ripeterò mai più questa cosa. E così come è bello, non è vero? Se non è tutto malassi. Santa pazienza. Ma allora non capisci? Tu sarai menutiere, a regina da vegano. Non c'è, te la devi vivere. Tutto pronto. Tra 2 ore passo, va bene? E va bene. Prima di tornare a menare. Sì. Dai, tranquillo, tutte cose rurali. Non siamo né i primi e manco l'ultimo. È stato il turno testo. Dai, tranquillo. Non vi, che sei prevenito. Ciao. Tanca tu. Ma io dico, tu fai conosci e ce lo fai di più. Guarda che tu sai come ci può pensare. Ma ci stai buono? Ti saluto e me ne vai. Se ne vai, come tu volassi. No, ma faccio una passata, siccome mi hai parlato con uno, è tutto a te. Senti, come torno dopo? Ma che c'è, Casalmino? Non mi fai stare con l'arma sospiccia. No, niente, come torno dopo? Quella è Sante ricca, ma tu
Ora sogni il conto da Montevideo. Scusate chi? Ma che stai dicendo? Ma pare un secolo che manca calore. Ma come stai? Santa che tu sapete, ma facevi tutta grazia. Ma come faremo? Senti. Ma chi c'è? Chi hai fatto? Chi hai un futuro che hai in Santiago pare che non hai un futuro. Friscui, e pigliaste friscui col giardino. Col giardino. Mi ho raccomandato io. E tu vai sempre tedesco a voi. Sta basta, sto più lucido, ma come ti fai ucciso? Ma, cos'hai uomini? Via, attenzione, ti stai a poco tempo a belleggiare. Ma visto? Un trattenimento era troppo buono, guarda. E tu lì troppo morto. E mangiare una cosa buona almeno sufficiente. Giudicesto che hai luce, hai un imposto da mangiare in piano. È buono, e chi ero grande a becco, ho spiegato a venire. Ma quando mangiare, andiamo sui giorni, una, due e che sogna a pareggiare. E acqua, a cos'è? E a poi, guarda, un cavolaccio. Capparia mamma. Ciao, gioco mamma. Vai, ma non lo faccio più un giorno da chiaro. Oggi stagionato da una patatana. Hai tutto rossa, mungiato. Ma come? Non dici che mangiavo questo mio un tema terrazzilana, mangiavo un motoiorno e passiamo in tuo giardino. Ma era dopo, dici, che ora la vita bellissima. Ma che fai mangiare? Ma pulitissimo. Guai, molto su. Guai. Allora niente, capito? Può dire questo? Oh Mario. Guai. Può dire perché ti dici ogni conto da Montevideo. Stai morendo da fame. E magari ma sento che accappellisce di freddo. Mia fede hai. E che freddo, perlomeno ne vira 80. Ma perché aspettava? Ma vedo che tu malanova, ti sono mangiato il motivo. Sto figliazzo. Oh, figlio da! Minchia che bastava scappare! Mangiare mio. Ah mio, magari potete, magari. Ma quando basta. Ah poi, ma vicino a me, non capisco che vuoi più capito. Guarda, ancora il potere che ha salvato. Mamma mia, questi buoni che sento un po' mangiare. Ma visto l'occhio, pare che hai mai visto davanti, io buono mangiare. Ma ho visto sapete che gira. Cavolo, non sono sicuro più, lo vedevo. Scogli del cucco. Stai preparando una busta calda e dopo ti faccio una tazza del brodo. Sì, buona, guarda frutta, vai, mangiare, male, grande, Ora, prima
visto mangiare a fare carne. Buona. Facciamo sempre la cippa e poco. Vai, molto. Ottimo. Mamma. Vai. Ah, stai qua. Vai. Ottimo. Vai.
tutta il gioco fuori la libreria, cavolo, tutta il gioco. Un buono suo guarda si stai fuori. Molto. Io ho la mia vita, non avevo mai pigliato molto. E non sapevo che stava andando. Quando ti raggiunge, non cadi. Che stessi. 24 ore assettato con uno su quadria. Senza potere. Senza, dai. Poi, a me avesse stato io a darci un po' di salocchio ragioniere. Ma guarda. Io innocente, come si può dire? E a voi, per colpa del tuo conduto, del zoncino. No, Edward, segreti di me. Un ragioniere. Marco, vediamo io. No, manco io. Ma insomma, un cretino caisce qui. Vai. Ancora è alzato così. Oh, figliucciato comunque. Muoio, guarda sta quanto. Avanti, fissore, così atrás. Una soglia! Ah, il bisogno! Chi è s'aspetta, va? Che carino! Ma non si sente sbocco! Ma sei! C'è un buio! C'è asciutti un solo! Cosa buio? Va a cagaretta! Dunque, sentiamo, che cosa vi sentite? Ehi, sto parlando con voi, vedi? E non sento niente. Buono, guarda, adesso io a casa. Non so, non mi piacevo. Guarda, ma io non volevo dire questo. Ma siccome per madre natura, guarda, le orecchie ce l'ho montate da questa parte. Lo so. Io per scrupolo professionale, i pazienti mi dicono alla testa. Guarda, sì, come un capoeira. Dunque, mi faccia vedere la lingua. Uomo. La lingua la devo fare vedere. Lingua sporca, anzi famosa. Insomma, una bella voce. Addio, cavolo. Faccia vedere la faccia. C'è un po' di
stagno fecale. Una bella burga e avanti. E come noi a Cristo. Ciao, andiamo a fare un becchino. Devo sparare da bene, bene. Ah, tutto bene. Domani, il funerale, non c'è calore qua giù. Musica. Dunque, sentiamo il po'. Ma lo scuola! Sta bussacata! Pareva che bruciassi un po' troppo. Il polso! Va bene, benissimo! Mettiamo un'occhiata al torace! Sì, già adesso un'occhiata! Non pare che non funzioni! Mi raccomando, non respiri! Perché se lei respira, non concludo niente! No, però deve respirare! Ora guardi che fa! La bene ispirata così! No, la deve poi buttare nel respiro! E va, pazzi bene, fermo così, non si muove! Respiri! Questo dove la tua vita fuori! Perché non respira? Respiri! Adesso possiamo dici, guarda! Stai pulendo! Va bene, respira! Dunque, sentiamo le spalle! Sì, sentiamo! Guarda! Io. Che la se ne può fare? Devo fare all'ospedale di Milano. Faccia un colpo di tosse. Un attimo, questo era troppo debole. Forte, ho inciso. Allora, colpo di tosse. Andiamo a prendere caro figlio, guardi pure, chi ce l'ha se lo dico. Guarda, un po' di colite, guarda. Io non mi ricordo. Sono sofferenti di reumatismo. Sembra che mi voglia abbandonare. Pensavo che lo vuoi tornare fuori. Non a destra, a sinistra. A sinistra.
Caro costui. Caro costui. Sti cose che ce l'ha si dice. Capisce? Non se ne capivo più niente. Qui uomo malato e qui uomo. Ma moglie, sbaglio. Apposta di chiamare un medico, chiamalo l'ospedale. Hai preparato una tazza di brodo. Sì, ma scoppone, guarda tutto. E la dette fuori, mia moglie non l'avrebbe mai fatto. Ma! Bravo, si sente meglio. Ne vuole ancora, senti il complimento, salca. Lei ancora una contara chi? Ma voi, ti non contenti, siete troppo gentili. Ma senta a me, fuori il troppo modesto. Non dici un bacino. E stupido, guarda. A poi ne parliamo. Meno male che magari. Sì, capì. Salva. Che cosa succede? Carognata! A me amico! Si spara! Che quando tu ritorni, sì, si ci arriva, e come? Figlio, su noi! Scialba venita, gioiello da regalo, figlio, no! Oh, figlio, gioiello! Figlio delle solide! Figlio da banca da traccia! Ma chi è buono? Un rivistore, ma le morti! Che sta succedendo con quanti di due da qui? Ah, Giulietta e Romeo. Ah, capisco! Il famoso dramma di Shakespeare. Dopo si avvelenano. Ma cosa avvelena? Come un uomo Ma che fanno? Vuole dire casomai che dici? Perché dica allora che fa un cioccolino? non lo dico a due. Ma sì, che volesse dire tu? Niente, anzi, è stato trovato troppo buono. Ogni chilo di pane da seconda, ma però anche là. Oh, la cosa, che ne ho sentita da marcio. Ma ce l'ha bene una volta così! Noica e ma qui! Ora sì, ora voglio vedere ma. Oh, volete dire, ma chi era di tal c'è cosa? E mi dica allora che la mia sua tutta munita. E tu lo sai. Non mi meritava sta parte, io ho acceso le esclusioni! Parentato qua, un tinto siciliano, rimetta tu! Io dico si già. E non fa bene seconda mano. Ma la tua figlia, Ora mai infatti è cosa fatta capo? E allora, che dirlo? Quando sono più lasciato da mie figlie non me ne penso che tu mi E come si stufa la sua casa concesa? Con calore! Ma che credete che mi comincia io? Sbagliatosi! Sbagliatosi! Allora, come io? Oh, io
Questo qui. La cosa indiscutibile, se il problema sta un po' qui, si può discutere. Vuol dire che Don Calogero da una parte e Don Cesare Coso e qui, come si chiama? Spasone! Spillone. Ma guarda Spillone! Ma Come? Niente, possiamo continuare a sapere. Grazie, comunque, come dicevo, ognuno di voi da famiglia date i vostri rispettivi figli laddove è necessario per mettere su casa e dite il conto proprio. Questo semplice. Bravo. Ora mamma di qua. È tanto semplice. Che cacchia fa dire perché? Visto niente capito. Cavalla, signoria con Nannaretto. Come ce l'hai a bucare? Un cucchiarino. Ora lira, all'accio. Vuole dire comuncino, voi e sta cosa bella la vostra moglie. Benissimo, viene qua! Io, e chi era pecora? Semmai comuncino, voi e la cosa buona di vostra sorella. Non voi. Ma chi è? Scusa. Non mi la scopina di qualcuno. No, non si può dire. No, sola. Oh, basta, non ti posso più. Che è questo puntiamo da magari? Forza buona, forza! E questo qui? E questi siamo appena fuori! Dai, forza tu, dai! Non so che gira così! Da questo signora così! Cammicia e perfetto! Dunque, dove vogliamo arrivare? Uno vogliamo trovare eccellenza! E se cacciate avrà famiglia! Il fidanzato. Guarda, non ho trovato davvero, sì! Io ragioniere da che chi? Oh, molto piacere. Ercole gigante. Piacere! Dunque, come la mettiamo invece il Don Calogero? Storia. Ci spiega sto vostro ragioniere che sta succedendo, Molto piacere. Veda, ragioniere, qui sta succedendo come nella famosissima tragedia dei Capuletti e dei Montecchi. Le due famiglie che da una parte si odiano, ma l'amore che dall'altra trionfa. Amore, spiega che c'entra! È per venire. Da voi Meno male! Bravo il professore! Ercole, contento. La stessa famiglia su! Va bene! Soprassegno! Nella speranza. Anche tu zitti. E chi è? Una sera sua! Allora! Lasciami qui! Guarda, poi... A costi frie! Dai capito, 100 metri! Queste cose non c'è bisogno di distanza, caro Don Calogero. Poi i giovani sono veloci, non come noi, il tempo è. E se buono così! Io ancora sono una moschetteria, lo dico! Ecco qua no, ma sagnazzi una poi! Insomma, signori miei, io sapevo da parecchio che i ragazzi si volevano. Ora, uno stuparsi mazzucca, sto cottiglia va a finire che ci scappava. Qualche pugno nell'occhio! Ora, quindi tu, in principio, posso fare questa faccenda non nata, aveva fatto la balotata, e dopo, con quello che si sta addosso, sto faccio dei calci, tutti sfondo con titola. E quando era senza soldo morisse, a mia morisse. E io che potevo fare? Chi è? Tu presidente dove non mi spegno cuffiamo? Ma te la lega? Buono, sì, cercavo di aggiustare la cosa. Questo è buono. Abbiamo sentito gridare. Ma stai su con te! Guardate quanto batti e basta che ci sono!
sogno figlio di mio ovvio, su! Che sta dicendo? Consigliere non è figlio di mio. A così ha fatto mano questo non ginocchio. No, che fai, che fai? Si faccio la mano con tutto l'amore e tutto il rispetto che ci fa. Andiamo a fare a buttare. No, non faccio parlare più. C'è un fumo, Caino. E te sei un tagaccazzo. E la zappatura. Saluto, signori miei. La mia testa nel formulare i sinceri auguri di buon lavoro ai genitori, ai nuovi sposi. E tutto è bene perché finisce bene. Bravo! E questo chi? Lo scuola! E quello di